La Regione cercava 90 medici di pronto soccorso e in tempi rapidissimi ha organizzato un maxi concorso. Alla fine saranno 32 quelli che entreranno in servizio nelle corsie dei nostri ospedali, 8 medici specializzati, 24 specializzanti all'ultimo anno di formazione. Sono i numeri di un'emergenza sotto gli occhi di tutti, con i casi eclatanti come il reparto di pediatria dell'ospedale Pietro Cosma di Campo San Piero, chiuso per garantire le ferie al personale medico, dopo i miracoli messi in campo dal lavoro di tutti per scongiurare l'emorragia di specialisti e il nuovo primario in arrivo il prossimo settembre. Dalle Alpi al mare, dalla Marca Trevigiana al Polesine, il ritornello resta lo stesso. Da Padova a scattare un'impietosa fotografia ci pensa il presidente dell'Ordine dei Medici Paolo Simioni, che tocca il tasto dolente le scuole di specializzazione. In un paese dove è necessaria la specializzazione nei vari ambiti per poter accedere a un posto, diciamo, di dirigente nell'ambito del servizio pubblico, sanitario pubblico, questo comporta un blocco praticamente formativo e quindi anche delle assunzioni di medici che poi si è tradotto anche nelle carenze che in questo momento conosciamo e stiamo vivendo. Sugli specializzandi è intervenuta la Regione Veneto che ha aumentato il numero di borse di studio a disposizione. Adesso tocca al governo fare la sua parte. In fondo sono state aumentate circa 1.000.000, 2.000 circa, 1.000 queste borse di specializzazione. Ci sono 18.000 medici che hanno concorso a queste borse di specializzazione contro circa 8.500 posti. Ora, se il problema c'è ed è un problema serio ed è un problema che va affrontato, la risposta non può essere certamente questa. In Veneto per ora si sta cercando di arginare il problema, ma il tempo per soluzioni concrete stringe. Oggi possiamo ancora far fronte a quelle che sono le emergenze con enorme difficoltà e grande sacrificio da parte di tutti i colleghi e anche grande capacità da parte degli amministratori di comunque cercare di riorganizzare i servizi, però se non c'è una prospettiva chiara e ben definita che deriva dal fatto di fare un vero, importante, grosso investimento sui giovani, non riusciremo tra pochi anni ad avere risolto il problema, quindi saremo punto e a capo.